bisogna prendere atto che è arrivato un giudizio fortemente negativo sia nei confronti dell'azienda Zero sia nei confronti della riduzione delle ULS così come è stata presentata. Nei confronti dell'azienda Zero il giudizio negativo è legato al fatto che viene a costituirsi di fatto Veneto Sanità, come Veneto Lavoro, Veneto Sviluppo, dove le conferenze dei sindaci non avranno più riferimenti per la programmazione dei servizi del territorio. Invece per la riduzione delle ULS solo il fatto di eliminare il direttore del sociale mette in grave crisi tutta l'integrazione sociosanitaria. Le conferenze dei sindaci sono soggetti che programmano, cofinanziano e gestiscono i servizi del territorio. Senza un regista che è l'attuale direttore sociale praticamente abbiamo la distruzione, la demolizione del modello del sociosanitario veneto che ha fatto da punto di riferimento per tutte le altre regioni e questo è molto grave che appunto un progetto di legge così importante venga improvvisato, venga presentato con questa superficialità. Qual è la proposta quindi che avanza il PD? Innanzitutto di abbandonare l'idea dell'azienda Zero così come è stata scritta, non sta assolutamente in piedi, espropria la politica dalla programmazione e poi per la riduzione delle ULS attivarla ma salvaguardando il modello veneto, il ruolo dei sindaci, delle comunità locali, del privato sociale, il ruolo del direttore sociale assolutamente è impossibile appunto eliminarlo o sostituirlo.